Alessandra Moretti, europarlamentare per il PD, in visita questa mattina a Vedelago. Per quale motivo, le chiediamo? Intanto per andare ad incontrare gli operatori di due cooperative, Solidaria e Vita e Lavoro, dove i disabili sono inseriti e cercano di acquisire delle abilità importanti per essere appunto immessi nel mondo del lavoro. Poi sono andata a visitare le cave, ma volevo fare un passaggio in questa bellissima cittadina per esprimere tutta la mia solidarietà contro l'episodio che si è verificato pochi giorni. Due delinquenti hanno cercato di portare via un'auto con dentro un bambino e quindi affermare che per noi la sicurezza sarà al centro del nostro programma e che io metterò in campo un piano straordinario per la sicurezza delle persone. Un'altra domanda: che aria tira per le primarie in casa PD e soprattutto poi 2015? Il 30 novembre sarà una giornata bellissima, di grande partecipazione ed entusiasmo. Io invito tutti i cittadini a recarsi ai gazebo per votare e quindi per indicare quale sarà il candidato che guiderà la sfida contro Luca Zaia nel 2015. Il progetto si fa sempre più ambizioso, una sfida difficile ma che sapremo affrontare con grande forza e determinazione. Politica e sanità, un connubio particolare nella nostra regione? Sì, io ieri ho fatto una denuncia importante, cioè la politica esca dagli ospedali, non esistono pressioni su primari, su direttori generali, quando questi manifestano un'opinione contraria a quella della linea politica della giunta Zaia. Quindi penso che sia importante tenere distinti i due ruoli e sia importante soprattutto che la sanità sia vicina ai cittadini e non sottostia a delle regole o delle indicazioni politiche che spesso non hanno alcun riferimento con la sanità, con la salute e con la sicurezza quindi sanitaria dei cittadini.